Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Simbolo del terremoto e della ricostruzione post-sisma è diventata Venzone, cuore del cratere dell'Orcolat. Isabella Gregorato, in una zona di Venzone ancora ferita del terremoto, in una zona di Venzone dove ancora la ferita del terremoto è aperta, ha incontrato il sindaco della città proprio oggi, 45 anni dopo. Venzone a 45 anni dal sisma. Sono tanti i progetti per il futuro, diverse le iniziative che sono da concludere e diverse anche le idee per il recupero di edifici che non sono mai stati ricostruiti. Sono con il sindaco Amedeo Pascolo proprio all'interno di quella, del perimetro che un tempo ospitava la chiesa di San Giovanni. Una chiesa simbolica perché si trova proprio all'ingresso del paese, all'interno del centro storico. E proprio per quest'area il comune avrebbe intenzione di realizzare una sala comunale perché a Venzone mancano degli spazi di queste dimensioni. Ecco, abbiamo detto che cos'è, qui c'è la possibilità di realizzare questa sala, ma che cos'è che ve lo sta impedendo? No, non lo sta impedendo, diciamo questo è stato uno degli spazi, uno dei pochi spazi rimasti come segno della memoria e quindi prima si è data le priorità, il Friuli ha dato le priorità al lavoro, poi alle case, poi alle chiese, no? Ecco, ora che Venzone ha alcuni aspetti la cinta muraria da ultimare, c'è sempre stata l'idea di recuperare questo spazio che è di proprietà del Pio Istituto Elemosiniere, la chiesa San Giovanni, di recuperarlo come uno spazio rivolto alla gestione della comunità e dei rapporti anche internazionali che ha Venzone. Ecco, noi l'unico spazio che abbiamo di grandi dimensioni è il Salone Municipale, recuperare anche questo spazio qui potrebbe essere il segno di una conclusione definitiva della ricostruzione. In effetti quando uno entra vede subito i segni appunto di quello che fece l'Orcolat 45 anni fa, anche se proprio il 6 maggio del 1976 il primo a cadere fu proprio questo edificio, no? Entrando qui a Venzone. Sì, il 76, chi ricorda, ci furono due scosse, una a maggio e una a settembre e difatti le due scosse assieme crearono il grande danno a tutti i comuni, tra cui Venzone, e quindi il centro storico questo fu un edificio che ebbe i primi crolli nel 76 a maggio e poi tutto il centro storico assieme ad altre case ebbe la grande distruzione a settembre, il 15 settembre. Ecco, ricordiamo un attimo anche come risorse il centro storico, perlomeno la Venzone all'interno delle mura. Con un intervento fatto allora è proponibile anche oggi, perché ricordo che Venzone fu divisa in insule che vennero espropriati, no? Tutti i proprietari, che poi qualcuno, quelli che non erano residenti, furono appunto costretti per avere la loro casa chiaramente a pagare una parte. Diciamo fu un'operazione complessa, non è solo il centro storico di Venzone, erano la legge nazionale parlamentare, poi aveva demandato alla Regione Friuli Venezia Giulia la gestione dei cosiddetti ambiti unitari di intervento. La legge 63 che gestiva la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia definì questi ambiti di intervento, tra cui Venzone. In sostanza, per ricostruire il bene complessivo veniva espropriata anche la contribuzione per realizzare la ricostruzione. In Friuli, tra le 900 vittime del sisma, 33 si contarono tra gli artiglieri della caserma Goi di Gemona. Quel maledetto 6 maggio faceva particolarmente caldo e diversi soldati di ritorno da un'esercitazione trascorsa sul monte Quarnan andarono a dormire presto, sapendo che il giorno dopo avrebbero dovuto
nuovamente sopportare una seconda giornata di duro lavoro. Alle 21, con la seconda scossa, le camerate della caserma si sbriciolarono completamente. Tra le macerie, salvo per miracolo, c'era un militare di leva della Bassa Friulana, all'epoca 21enne. Oggi, dopo 45 anni, ha deciso di raccontare per la prima volta quella tragedia, di fidare al pubblico di Telefriuli la sua testimonianza. Memorie strazianti che ha deciso di consegnare solamente con la promessa che non avremmo reso noto il suo nome. Troppo il dolore, spiega, vanno onorati i deceduti e la ricostruzione. Non voglio che il mio nome oscuri chi ha perso la vita. Essendo una giornata stata molto calda, quindi mi tenevo un attimino sfiancato, ho deciso di andare a farmi la doccia, cenare e andare subito a dormire. E quindi era molto presto e alle 9 arriva la prima scossa. Alla prima scossa praticamente succede un po' il finimondo, perché mi sveglio, vedo che tutti quanti cominciano a correre a destra e a sinistra. Io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo in quel momento e ho guardato per un attimo il soffitto, perché in quel momento della prima scossa c'era ancora la luce accesa, dove tutto il soffitto praticamente era screpolato, stava venendo giù il polverino. Ho cominciato a correre, anch'io ho messo sui pantaloni di corsa e poi a distanza di 10-15 secondi è arrivata la seconda scossa. In quel momento lì è caduto praticamente tutto l'edificio, che ci è crollato addosso. Io ho avuto la fortuna di avere uno di quelle colonne quadrate che tenevano sulle pareti laterali e mi sono trovato con questo qua sopra di me che non mi ha sfiorato assolutamente, anzi mi ha fatto da ponte ed è stata la mia salvezza quella, quindi io sono rimasto protetto lì alla fine. Tutto buio, non si riusciva a capire niente, abbiamo provato a accendere un fiammifero per vedere, ma non si riusciva a vedere assolutamente niente. E dopo quasi 20 minuti abbiamo cominciato a sentire che c'era qualcuno che stava facendo dei rumori. Abbiamo pensato che stessero venendo a tirarci fuori, perché le luci, poi mi avevano detto, fino a quando erano accese, hanno visto gente che praticamente si spostava nella direzione dove ero andato io. Io sono uscito fuori da un buco che ci hanno tirato fuori, ho chiamato, guardate che sono altri ragazzi sotto. L'unico problema che ho avuto io, che è proprio una sciocchezza in confronto, una ferita al ginocchio che oggi mi porta ancora la mia cicatrice. E poi da quel momento in poi c'è stato solo una ricerca continua sulle persone che mancavano all'appello. Appunto nel gruppo Conegliano, nel gruppo Udine sono morte alla fine 33 persone ed è stato molto molto difficile riuscire a trovare tutti quanti subito, tanto che è vero, l'ultimo che è uscito fuori da una persona che mancava era un certo Valerio Ortuso, che è stato tirato fuori praticamente con l'aiuto dei cani. Poi tutta la notte mi sono dato da fare come tutti quanti, non c'è stata una persona che per dire si sia tirata indietro. Non so se sia uno spirito di artiglieria o che cosa, di alpini. Ci siamo messi tutti quanti a scavare, abbiamo acceso le luci dei camion, portate tutte davanti alle macerie praticamente, e un pochino alla volta abbiamo scavato. Io ricordo una cosa sola, che la mattina all'alba praticamente ho buttato l'occhio verso Gemona Alta, già non si vedeva più niente, delle case che le vedevi tutte le sere, tutti i giorni, non c'era già più niente. Ma una cosa che mi era sempre impressa, la polvere che continuava a scendere. Era una cosa che veniva giù come una nuvola praticamente da Gemona Alta verso Gemona Bassa, dove appunto eravamo noi. Abbiamo continuato per diverso tempo, fino a settembre praticamente, a dare un aiuto alle persone che erano le persone civili, fino a quando siamo stati trasferiti praticamente alla caserma Osoppo di Udine. Dio vuole che quel giorno lì, come siamo arrivati, la mattina dopo è tornato di nuovo il terremoto. Ho fatto quasi una naia sicuramente non bella, perché purtroppo facevi cose anche bruttissime,
come andare a spostare le persone che non c'erano più nei cimiteri e così via. E quindi niente, ho finito la naia a gennaio con questi brutti ricordi che per me te li porterai tutta la vita dietro. Ti viene in mente un ricordo invece bello, proprio bello, una bella immagine? Sì, era quando eravamo andati a Gemona Alta a dare una mano praticamente a scavare, a tirare fuori, e sapevamo che c'era una famigliola lì, e da queste macerie nella cantina praticamente c'era ancora un bambino vivo che stava anche bene perché era stato protetto in qualche maniera in questa cantinetta qui, e lui praticamente lì era col triciclo, e quello lì è stato praticamente un classico segno di speranza, di continuare a cercare e trovare altre persone. Un'immagine che ho impressa: c'era un signore che praticamente aveva già la sua età, stava raccogliendo tutti i sassi buoni, li considerava buoni, della casa che praticamente era stata rasa al suolo, e con quella lì aveva fatto un mucchio di sassi per poter ricostruire la casa. Proprio ha tirato su le maniche il friulano immediatamente, appena ha visto per terra tutto, ma è ripartito in quarta per poter tornare alla normalità il prima possibile. Ormai con l'adulto bisogna tornare a costruire. Oggi come oggi vado a Gemona con l'orgoglio di vedere come è stata ricostruita, e dico che è veramente un esempio per tutta l'Italia. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci collegheremo in diretta da Gemona tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Tra i comuni più colpiti c'è Gemona del Friuli. Allora ci colleghiamo in diretta con Isabella Gregorato, che è sul posto assieme al sindaco Revelant e l'assessore regionale Barbara Zilli. A te la linea. Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. Mi trovo davanti a uno dei simboli della rinascita del Friuli dopo il terremoto del 76, che lo ricordiamo, anche allora il 6 maggio era di giovedì, proprio come oggi. Bene, proprio dalla loggia qui del municipio di Gemona, con l'assessore regionale Barbara Zilli facciamo una riflessione su quello che ha lasciato, quello che ha insegnato, al di là appunto della ricorrenza, del ricordo di tante persone che hanno perso la vita. Ha lasciato un grande insegnamento ai friulani. Sì, la capacità di fare da soli, la capacità di rimboccarsi le maniche, ma anche il riconoscimento del grande valore della solidarietà. Io credo che questo sia nel DNA di tutte noi generazioni successive al terremoto del 76, e ogni anno per noi questo non è soltanto un rito che si rinnova di commemorazione delle vittime, ma è soprattutto un unirci come comunità anche per ritrovare linfa. In un momento come questo credo che sia assolutamente fondamentale per ritrovare linfa per le sfide che ci aspettano. La ricostruzione è stata fatta in maniera esemplare, il modello Friuli è riconosciuto nel mondo, noi abbiamo ancora tanta strada da fare, ma soprattutto per questa rinascita dopo la pandemia. Ecco, proprio a questo proposito parliamo di solidarietà. Abbiamo fatto riferimento, lei ha fatto riferimento appunto al grande slancio di solidarietà che ci fu al tempo del terremoto. Tutte le comunità ricordano, no, quanto furono vicini ai friulani, paesi anche stranieri, che intervennero addirittura 2 giorni dopo del terremoto. Ecco, quindi ricordiamo la solidarietà di cui c'è tanto bisogno, ci sarà bisogno anche per ricostruire la società nel dopo pandemia. Sì, solidarietà e spirito di comunità, quello spirito che ha unito i friulani e che ha portato tutti qui in questo cratere del terremoto del 76, oggi temo che rischi un po' di perdersi, nascosto nell'individualismo, nell'egoismo di una società che è cambiata. Noi dobbiamo tenere
invece ben saldi quei valori e fare in modo che siano il collante per aiutare le famiglie, le imprese e anche chi riveste ruoli politici a raccogliere quelle sfide e ad essere interpreti di un cambiamento epocale che segnerà il Friuli dei prossimi 30-40 anni. Ecco, se il Friuli riuscì a rinascere allora lo deve anche al fatto della burocrazia che era un po' meno pesante rispetto a oggi. Possiamo dire, non dico che non ce ne fosse, ma certamente molto di meno rispetto a quella con cui si deve fare i conti ogni giorno per fare qualsiasi cosa. Quindi prendere un esempio anche da questo? Sì, certo, la semplificazione burocratica, le stesse riforme che il governo centrale intende varare per far fronte appunto a tutto il piano di investimenti necessario per ripartire. Queste sono sfide che devono essere raccolte immediatamente. Nel 76 non c'era la stratificazione normativa e amministrativa che abbiamo subito negli anni successivi, negli ultimi 40 anni. Questo è il momento di una svolta, un momento di semplificare, di rendere possibile il lavoro a chi qui vive e cresce i propri figli, di evitare tante pastoie burocratiche e di creare quello che davvero serve, occasioni di lavoro e di crescita per il nostro territorio. Ecco, nuovi strumenti della Regione per aiutare a riemergere, per ritornare ad alzare la testa. Sì, noi abbiamo presentato un pacchetto di importanti progetti al Governo nazionale sul piano di ripartenza perché siamo convinti che non debba essere il Governo a indicarci quali sono gli ambiti specifici di intervento, ma dobbiamo essere pronti e quindi abbiamo candidato tantissimi progetti, che vuol dire schede cantiere, schede lavoro. Oltre a questo abbiamo lavorato anche nell'ottica di sburocratizzare il più possibile il nostro sistema e defiscalizzare, perché è un tema fondamentale per la ripartenza e per il mantenimento della nostra regione nello scacchiere europeo, è quello di consentire anche norme fiscali più snelle che ci rendano competitivi rispetto alla vicina Austria e Slovenia, che hanno regimi sia amministrativi che fiscali molto più semplici. Ecco, con noi anche il sindaco di Gemona, Roberto Revelant. Che cosa rimane ancora da fare qui a Gemona? Ma ci sono delle opere ancora non completate, penso per esempio al Castello di Gemona, che ha ancora dei ritardi non legati purtroppo all'attività dell'amministrazione comunale, ma ha dei riflessi sulle imprese per cantieri che provengono da altrove. Quindi questa è un'opera che senz'altro dobbiamo portare a compimento e riportarlo nella disponibilità del patrimonio culturale della città, ma soprattutto di questa regione. E quindi questa è la prima opera che va fatta. Poi sono trascorsi ormai 45 anni da allora, sono cambiate le varie normative, come abbiamo poc'anzi sentito, e quindi anche le normative si sono molto spesso inasprite e quindi anche i livelli di sicurezza degli edifici sono mutati ed oggi abbiamo un patrimonio che in questo senso viene visto come un patrimonio vetusto e che necessita di ammodernamenti e di una messa in sicurezza significativa. Nel nostro programma, anche ereditando un po' quella che è stata l'esperienza del 76 e il lascito la profonda eredità che ci ha dato il commissario straordinario Zamberletti, è stato quello proprio di agire sulla prevenzione, e proprio in quest'ottica abbiamo previsto un piano straordinario di manutenzione e di rigenerazione di tutto quello che è il patrimonio scolastico. Vogliamo investire sui nostri giovani, sui nostri ragazzi, ed una profonda collaborazione sta nascendo e si sta rafforzando anche con l'Università degli Studi di Udine, nata anche questa in quell'occasione, e ringrazio proprio per l'occasione il magnifico rettore Pinton per la collaborazione che ci sta dando. Ecco perché è importante anche per le nuove generazioni non dimenticare, o perlomeno sapere, perché è importante sapere quanto accadde 45 anni. Perché sennò avremmo vanificato tutti gli sforzi fatti allora e tutto ciò che è stato fatto, tutta quella che è stata la solidarietà, l'operazione straordinaria dell'emergenza e soprattutto quella della successiva ricostruzione sarebbe vanificata. Quindi dobbiamo ricordarci delle vittime, dobbiamo ricordarci di quello che c'è stato poi, e dobbiamo farne tesoro, perché dalla storia si impara anche a non commettere magari alcuni errori e pensare a quello che si può fare di meglio nel futuro. È evidente che dobbiamo guardare anche in questa occasione con un'attività legata al risorgimento, perché si parla di un risorgimento del dopo Covid, e da quell'esperienza possiamo prendere dei modelli dove lo Stato assieme alla Regione, assieme ai comuni sono riusciti a fare grandi cose. Forse bisognerebbe partire da lì, con ovviamente i valori che il popolo friulano ha sempre dimostrato di avere e che possono essere ripetuti anche in questa occasione. Bene, ringraziamo anche il sindaco di Gemona Roberto Revelant, ringraziamo l'assessore regionale al bilancio Barbara Zilli.
Ringrazio Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorado per questo collegamento in diretta da Gemona. Oltre 100 tavole del maestro Milo Manara, uno dei fumettisti più importanti al mondo, saranno esposte da domani a metà agosto al Palazzo del Fumetto di Pordenone. Vediamo. Al PAF di Pordenone arriva Secret Garden, un'importante mostra firmata da Milo Manara che aprirà il 7 maggio e accompagnerà i visitatori fino a agosto. Siamo con Giulio De Vita, che è direttore artistico del PAF, insomma una mostra veramente di livello internazionale. Sì, proseguiamo questa linea che abbiamo intrapreso ormai da diverse mostre, arriviamo finalmente anche a Milo Manara, che è l'artista del fumetto più vivente, più conosciuto al mondo, italiano, e quindi siamo particolarmente contenti. La storia è iniziata anche diversi anni fa, 3 anni fa, quando lui, proprio in occasione dell'apertura del PAF, ci aveva concesso alcune tavole proprio come preview di una futura grande mostra, e finalmente ci siamo arrivati. Che opere troveremo qui? Ci sono opere varie. Abbiamo deciso, siccome Manara è molto conosciuto per il suo lavoro erotico, no? Per la sua vena erotica, abbiamo deciso invece di fare qualcosa di più originale e declinarlo sui mondi fantastici che lui ha esplorato. Per questo Secret Gardens fa presagire un po' dei giardini segreti di questi mondi diversi, quindi siamo nella fantasia, nella fantascienza e anche nella storia, fino ad arrivare appunto all'ultimo suo lavoro emblematico e sontuoso sulla vita di Caravaggio. Quante sono le tavole esposte? Sono 130 tavole, di cui una novantina originali, sono di grande formato, come potete vedere, e in più ci sono anche delle installazioni sia esperienziali che anche multimediali, che permettono anche di vedere alcuni video, alcune interviste all'artista. Ecco, un consiglio alle persone, visto che siamo anche ritornati in zona gialla, quindi possono visitare tranquillamente, pur con tutte le misure di sicurezza, la mostra, insomma un consiglio su che cosa puntare, perché venire al PAF a seguire questa mostra. Beh, intanto il PAF si è già proprio contraddistinto per la sua vocazione di Smart Museum, quindi anche di essere aperto a tutte le fasce di pubblico. In questo caso faccio un appunto ai genitori che non è proprio una mostra per bambini, perché ci sono comunque delle tavole, delle opere con delle figure di nudo, quindi comunque siamo sempre nell'ambito del politically correct, però insomma è consigliabile l'accompagnamento del genitore. E poi insomma chiaramente qua abbiamo tutte le procedure Covid, anti-Covid, per essere sicuri che ci sia che sia tutto in sicurezza. Durante il weekend è richiesta la prenotazione, quindi online, www.paf.it, è consigliabile durante il weekend la prenotazione. Ecco, Milo Manara cosa ha detto quando ha saputo insomma sarebbe stata allestita questa mostra? Che modo ha collaborato e come ha partecipato anche emotivamente, diciamo, alla scelta delle opere? Beh, abbiamo lavorato intanto con il Comic Con, che è uno dei festival più importanti d'Italia, di Napoli, che sono coloro che gestiscono anche tutta l'opera del maestro, e Manara appunto ha espresso tutto il piacere, anche per il fatto che questa è proprio un vero spazio culturale d'arte importante, quindi uno spazio istituzionale di primo livello, e quindi una ulteriore dimostrazione che il fumetto è ormai svincolato da tutti i pregiudizi negativi che per anni insomma lo ha attannigliato. A voi la linea termina qui, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30. Buona giornata.